Siamo col tecnico del Genoa Antonio Filippini al termine di Chievo-Genoa 2-2. Mister, le chiedo subito un'analisi della partita, come secondo lei si è svolta. Ma secondo me abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista, abbiamo combattuto, abbiamo giocato, siamo andati in vantaggio di 2 gol. Purtroppo c'è stata l'espulsione di Mena e da lì è cambiata un po' l'inerzia della partita ci sta, però sono soddisfatto delle ragazze perché hanno interpretato molto bene la partita. La prossima settimana vi aspetta un match importantissimo contro la Lazio, come lo preparerete? Ma siamo consapevoli che affronteremo una signora squadra e lo sta dimostrando, sta vincendo praticamente sempre tranne una partita e cercheremo di mettere in campo le nostre armi come abbiamo fatto stasera e cercheremo di portare a casa un risultato positivo. Grazie. Grazie a te. Siamo con Fabio De Ricci, allenatore del Chievo al termine di Chievo-Genoa 2-2. Mister, ci fa un'analisi della partita? Sono molto contento delle ragazze. Le ragazze hanno fatto veramente una grandissima partita. Perdere oggi sarebbe stato veramente un peccato, perché secondo me se c'è una squadra che per 90 minuti ha giocato, ha comandato, siamo state noi. L'abbiamo fatto in ogni situazione, anche andando sotto 2-0. Quando vai sotto 2-0 molte volte rischi di uscire dalla gara, invece noi come al solito siamo rimasti in gara, perché questa è una squadra che ha un cuore grande, che crede sempre di potercela fare, e siamo state brave alla fine a stare in partita e arrivare poi al pareggio. Ma al di là del pareggio, che comunque secondo me è meritato, sarebbe stato un peccato perdere, ma sono molto contento di quello che ho visto. Cioè, noi oggi contro una grande squadra come il Genoa abbiamo dimostrato di non essere assolutamente da meno, con una squadra come diciamo giovanissima, perché poi alla fine in campo avevamo delle 2003, 2004, 2005, cosa che ad esempio loro non avevano. Ma sono anche molto contento di quella che è poi la proposta di gioco, aggressiva in avanti, di palleggio, di comando del gioco, di tutto quello che poi può essere nella fase offensiva e anche di una fase difensiva importante, perché a un certo punto siamo andati a 5 punte tenendo il 2 contro 2 dietro e non abbiamo mai rischiato. Quindi devo fare un complimento alle ragazze, devo dire che questa è la strada giusta, devono credere nei loro mezzi perché hanno grandissime possibilità, e oggi abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che noi in questo campionato ci stiamo e come, e non siamo inferiori a nessuno. Lei ha esaminato il concetto delle giovani, quanto è importante inserirle, avevamo anche 2002 e 2005 in campo, quanto è importante inserirle all'interno di un contesto dove c'è anche gente di esperienza. Sì, assolutamente. Noi siamo già in linea di massima una squadra molto giovane, però chiaramente alcune erano già più pronte, alcune hanno dovuto fare un percorso di inserimento, perché penso che sia normale quando magari esci dalla primavera aver bisogno di un po' di tempo. Però io oggi guardo Montemezzo, Bercelli, che sono giovani ed entrano in campo e giocano con personalità nel palleggio, non hanno paura di farsi dar palla, giochiamo, palleggiamo a 3, palleggiamo a 4, andiamo a 2,5, andiamo a 3, andiamo a 4 punte, a 5, al di là di come giochiamo abbiamo un'identità e questo non è scontato. Devo fare veramente un grande complimento alle ragazze e al mio staff che quotidianamente lavorano per ottenere risultati, ma noi non ci vogliamo fermare, dobbiamo assolutamente guardare avanti per far sempre meglio. La prossima settimana avete la partita contro l'Arezzo, come si preparerà questa sfida? Ma innanzitutto è una partita che mi dispiace non poterla vivere dal campo, perché oggi prendo il quinto giallo, e di questi 5 gialli 3 li prendo perché sentono un casino in panchina e devono punirne uno, e io sono anche un po' stufo di prendere i cartellini gialli senza dir niente, perché noi pretendiamo comunque anche del rispetto e non è possibile che ogni volta che c'è una mezza parola vengono subito ad ammonirti. È un peccato, perché mi piacerebbe viverla dal campo, aiutare le mie ragazze, però lo farà il mio secondo, che è bravissimo, e quindi la prepareremo per andare a cercare di fare una partita importante. Cercheremo di giocare come sempre per vincere, sappiamo che sarà difficilissimo perché loro la conosciamo, siamo una squadra che all'andata abbiamo visto delle caratteristiche particolari, ha anche cambiato qualcosa, è allenata molto bene, quindi sarà una partita difficile, però noi tutte le volte giochiamo senza guardare che abbiamo di fronte, cerchiamo di portare il nostro calcio, la nostra idea, e lo faremo anche questa volta. Però veramente ciò che conta è questa voglia di far sempre bene, e devo fare un complimento alle ragazze perché non è scontato, e questa, ripeto, è la strada giusta. Grazie. Prego.
Siamo con Martina Scurati, autrice del gol del momentaneo 2-0 del Genoa, partita finita 2-2 tra Chievo e Genoa. Martina, ci racconti come è andato il gol? Sono partita comunque sulla fascia sinistra, sulla mia fascia, ho visto Claudia Ferrato in mezzo ad avversari ed è stata bravissima a fare quel gesto tecnico col tacco e a servirmi una palla in aria, ho tirato e è entrata. 2-2 appunto contro il Chievo, come giudichi in globale la prestazione della squadra? No, penso che sia comunque ottima perché abbiamo dato tutto fino alla fine e poi ovviamente gli episodi hanno un po' condizionato ovviamente la partita, però noi siamo soddisfatti comunque della prestazione che abbiamo fatto, cioè dispiace questo pareggio perché ci meritavamo una vittoria, però va bene così. Prossima settimana avete una importante sfida contro la Lazio, come si prepara una sfida con un avversario di livello? Sicuramente sarà una partita difficilissima, poi con gli episodi di oggi ancora di più, ma noi comunque lavoriamo sempre con la stessa mentalità, quindi con ogni avversario cerchiamo di giocarci le nostre carte e daremo tutto anche domenica prossima. Grazie. Niente. Siamo con Cristina Merli al termine di Chievo-Genoa 2-2. Cristina, tu sei stata l'autrice del gol definitivo del 2-2 appunto su rigore. Ci racconti quali sono state le sensazioni dopo aver segnato il rigore? Sensazioni di felicità, ero molto contenta per questo gol, soprattutto per me, ma per le mie compagne, per lo staff, perché ci meritavamo di portare a casa qualcosa e sicuramente non di perdere questa partita. Come giudichi globalmente la prestazione della squadra? Ma io credo che sia stata una buonissima prestazione e magari sbaglio, ma penso che qualcosa di più l'avremmo anche meritato. Abbiamo fatto tanti passi in avanti sotto tutti i punti di vista, dal gioco, dall'atteggiamento, e per cui sicuramente molto bene. La prossima settimana avrete la sfida contro l'Arezzo. Come si prepara una sfida con una squadra che appunto ha bisogno di punti, essendo in mezzo alla lotta per la salvezza? Ma è una squadra sicuramente difficile da affrontare perché è in cerca di punti, ma proveremo a fare la nostra partita e a portare a casa la vittoria. Grazie. Grazie.